Il governatore della Sicilia ha annunciato le dimissioni per il 28 luglio e poi si dovrebbe andare al voto a fine ottobre. Ecco, qual è la sua valutazione e quella del Partito Democratico? Ma io faccio parte di quella parte del Partito Democratico che non sta mai convinta del rapporto con Lombardo, distinguendo il rapporto con l'MPA nel territorio nell'interesse delle nostre popolazioni, che era una cosa, del rapporto con Lombardo, che ritengo abbia diretto male la Sicilia, centrando molto, non liberando le risorse che andavano liberate, e con il gravame giudiziario che aveva sulle spalle e che ipotecava non solo l'immagine ma anche la capacità operativa e funzionale della nostra regione. La parte del Partito Democratico che l'ha più sostenuto adesso sta addivenendo a riconoscere che non è possibile proseguire questa esperienza in questo modo. In maniera molto elegante lo sta riconoscendo anche il governatore Lombardo, dimettendosi senza attendere il rinvio a giudizio, che parrebbe certo nel caso si proseguisse, e consentendo di dare alla Sicilia un governo nuovo, un nuovo Parlamento che sappia affrontare i problemi della Sicilia, problemi gravissimi. In Sicilia non c'è un euro, ci sono difficoltà e sofferenze da parte dei forestali, del precariato, della formazione professionale, dei settori economici e produttivi, enormi difficoltà che vanno affrontati da un governo politico autorevole, da un nuovo Parlamento. Lombardo ha assicurato di non ricandidarsi e ha invitato il PD a stare al suo fianco. Noi che il Lombardo non si ricandidi mi pare una cosa pacifica, uno che si dimette perché c'è un procedimento in corso in materia di mafia, è chiaro che non si dimette per ricandidarsi, e dovremmo valutare insieme chi meglio può rappresentare un'alleanza o un progetto. È inutile parlare di nomi oggi di possibili candidati a presidenti se non vediamo qual è l'alleanza che mettiamo insieme e qual è il progetto che mettiamo insieme. Come dicevo, nessun problema, nessun ostacolo, un dialogo con l'MPA, ma senza trascurare anche un'attenzione a sinistra del PD mi riferisco, e a forze di rinnovamento che dovrebbero avere in Sicilia il senso di responsabilità di stare insieme al PD e di stare insieme al centro per assicurare una svolta vera alla nostra regione.